Ben ritrovati dalla redazione. Bagarre con insulti e urla in Consiglio Comunale a Trieste dopo che il presidente Francesco Panteca ha dichiarato l'inammissibilità di 129 emendamenti su 199 in seguito ai pareri tecnici attesi per lunghe ore nel pomeriggio dopo numerosi rinvii. È stata convocata poi una riunione dei gruppi di opposizione, al termine della quale, dopo ulteriori 3/4 d'ora, il consigliere Famulari ha preso la parola. Dobbiamo denunciare la pessima gestione dell'Aula in questi 2 giorni. Siamo arrivati al pietoso risultato di 129 emendamenti inammissibili. Secondo il regolamento, il Presidente può dichiarare l'inammissibilità solo se gli emendamenti non attengono all'oggetto della discussione, mentre tutti gli emendamenti presentati attengono al progetto che si sta discutendo. Un 52enne triestino è finito al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara dopo essere stato aggredito da un cane di grossa taglia lungo la pista ciclopedonale che da Trebicciano conduce all'abitato di Orlec in Slovenia. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di lunedì e la vittima ha presentato denuncia presso la stazione dei carabinieri di Opicina nella giornata di ieri. Secondo quanto denunciato ai militari dell'Arma, l'uomo stava correndo lungo la ciclopedonale quando il cane, di proprietà di una coppia di triestini che in quel momento stava passeggiando sul sentiero, l'ha aggredito azzannandolo al torace. Una volta accasciatosi a terra ha chiesto alla coppia cosa fosse successo e, stando sempre a quanto denunciato, si sarebbe sentito rispondere: sta sanguinando, ma sono cose che succedono. Lo scorso fine settimana i carabinieri hanno effettuato una serie di servizi coordinati su tutto il territorio provinciale volti alla prevenzione dei reati di condotte illecite, al contrasto dello spaccio di stupefacenti, come anche al controllo della circolazione stradale per prevenire incidenti, a volte anche mortali, molto spesso causati dall'abuso di alcol. L'attività, che ha riguardato sia l'altipiano che l'intera fascia costiera, ha portato all'arresto di una cittadina rumena, 35enne, destinaria di un ordine di carcerazione emesso dall'ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Frosinone in seguito a un provvedimento di condanna per non aver osservato la misura del foglio di via. Riapre oggi l'ufficio postale di via Giulio Cesare a Trieste, chiuso da metà settembre dopo la caduta di alcuni intonaci dall'edificio vicino. Era rimasto interdetto a personale e utenti in via precauzionale. Rientrata all'emergenza legata alla zona dell'ingresso, in una nota Poste Italiane ha comunicato che tutto tornerà operativo quest'oggi a partire dalle 10 per proseguire poi con i consueti orari a disposizione del pubblico durante la settimana, dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:35 e il sabato fino alle 12:35. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: oggi cielo in prevalenza coperto sulle prealpi, variabile o nuvoloso sulle altre zone, con più sole verso la costa e sul Tarvisiano. Probabili rovesci temporali sparsi con piogge localmente abbondanti, più probabili ad est. In giornata miglioramento con ancora possibili delle piogge sparse in montagna e sulle zone orientali, sulla costa a tratti libeccio moderato. Temperature minime in pianura fra 14 e 17, le massime fra 18 e 21 gradi, sulla costa minime fra 16 e 19, le massime fra 19 e 22 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.